20 maggio oggi è la giornata mondiale dedicata alle api, specie vitali per l'ecosistema, specie fondamentali per la vita, insomma banalmente anche tante cose, banalmente tra virgolette, tante cose di cui ci nutriamo. E questa mattina ne parliamo con Luigi Capponi, che è il presidente del Consorzio Apicoltori dell'ex provincia di Udine, per dare un quadro insomma territoriale in una giornata che oltretutto la emoziona particolarmente. Sì, So che lei voleva cominciare in un modo particolare che non mi ha svelato, quindi le lascio la parola. Sì. Io la ringrazio di molto di questo intervento che mi farà fare e di questo incontro anche, no? E un mio pensiero immediatamente, ed è un saluto affettuoso, speriamo di non emozionarmi perché è facile, va alle api. A tutte quelle api bottinatrici che in questo momento, nel nostro emisfero, si stanno impegnando, stanno per uscire, per poter raccogliere il miele, per poter raccogliere il nettare e il cibo per i loro piccoli, ma anche per noi. Noi spesso e volentieri ci dimentichiamo e associamo all'ape il discorso del miele. Invece l'ape ha un'altra funzione importantissima che viene sottaciuta o anche dimenticata certe volte, quella dell'impollinazione, perché grazie a questo ulteriore lavoro le api fanno sì che noi si possa portare sulle nostre tavole oltre il 70% di quello che noi mangiamo. La giornata mondiale delle api si celebra proprio oggi perché questa è la data di nascita di Anton Jansa, che fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne proprio a pochi passi da noi in Slovenia, e la Slovenia per prima ha voluto questa celebrazione, che è la quarta edizione, ed è stata anche nel 2011 protagonista del divieto dell'uso di pesticidi a danni delle api sul territorio nazionale. Qui da noi, in Friuli Venezia Giulia, dunque in Italia, perché chiaramente dobbiamo fare riferimento al quadro nazionale, qual è la situazione invece? Allora, la situazione oggi, come è oggi, da noi e in Italia, che è allo stesso modo, è piuttosto catastrofica, quasi drammatica. E faccio riferimento all'attività professionistica dell'apicoltura, semiprofessionistica, e anche all'attività hobbista, ma più ai professionisti e ai semiprofessionisti, perché loro sono quelle persone che ricavano sostentamento e il loro reddito esclusivamente da questa attività. Noi vediamo benissimo che le api stanno morendo per tantissimi fattori. Uno di questi è il cambiamento climatico. Guardi, noi oggi siamo vestiti come d'inverno e siamo alla fine di maggio. Le api escono mezz'ora, poi rientrano e poi non portano nulla di nettare e di polline, che sono il cibo fondamentale per loro e dopo anche per noi per altri motivi, come dicevo anche prima. Mi preme dire una cosa, che oggi, proprio in questo momento, a Roma, nelle sale dei bottoni che contano, le nostre organizzazioni a cui aderiamo, una Api FAI e anche con Api ed anche altre, stanno sottoscrivendo un documento con il sottosegretario Centinaio per cercare di modificare in modo strutturale quelle che sono le attività che vengono date e svolte all'apicoltura. È ora di finirla con i progettini che lasciano il segno che trovano. Bisogna fare una riforma strutturale, strutturata, in modo tale che venga ripetuta ogni anno e quando si viene a verificare una cosa del genere uno sa quello che deve fare. E quali sono i punti fondamentali? I punti fondamentali sono quelli di dotare di un certo quantitativo in denaro, non so, si pensava a 50 euro, per i professionisti e i semiprofessionisti che hanno esclusivamente come attività principale questa, un 50 euro per famiglia posseduta. E in più, un'altra cosa fondamentale, entrare, dato che noi facciamo parte del mondo dell'agricoltura, entrare nella PAC, che è determinante ai fini... Perché in questo momento ne siete fuori. Ne siamo fuori. E quindi che significa? Significa che nel momento in cui arriverà una situazione catastrofica come questa, i professionisti e i semiprofessionisti sanno quello che devono fare, fanno le loro domandine, ricevono dei ristori e questi ristori serviranno per portare avanti e portare in casa la pagnotta
ogni anno in quell'anno. Lei dice, insomma, in questa c'è una duplice problematica che riguarda ovviamente poi quella che è l'attività professionistica, professionale Sì, di certo, chi, certo. che però di fatto va a beneficio poi dell'intera comunità. Va a Cioè, beneficio dell'intera comunità e, mi sono dimenticato di dire, va a beneficio anche degli apicoltori hobbisti. Non dimentichiamoci che è un fattore importante l'hobbista nell'apicoltura, specialmente in Friuli Venezia Giulia, perché sono tantissimi. mi fa un quadro di quanti siete il vostro consorzio? Allora, nel nostro consorzio siamo 700 apicoltori, di cui 600 iscritti normalmente. L'attività professionistica viene detenuta da 10-15 persone al massimo, che detengono però il 70% del patrimonio apistico regionale sul territorio. Gli altri sono hobbisti, che per noi sono molto importanti e ci stanno a cuore perché sono dislocati sul territorio e fanno l'attività che fanno le api normalmente. Le api, nell'ambito di un raggio di 3,5 km, misurano centimetro per centimetro il nostro territorio, quindi sono portate e sono dell'ambiente, sono di proprietà dell'ambiente, non sono di proprietà nostra. Tant'è vero che, mi lasci dire, la Regione è molto sensibile a questo. Da quest'anno ci ha dato un contributo sostanzioso per acquistare, per tutti, compresi quindi compresi gli gli hobbisti, per acquistare tutti al 90% del costo dei prodotti sanitari che servono per la sanificazione, quindi la lotta contro la varroa destructor, che è un acaro Perché micidiale. infatti dice, quindi c'è l'acaro, il cambiamento climatico e i pesticidi. E Cioè, anche i questi pesticidi, sono i ma tre... di questo No, per capire sì, poi il quadro della quella nostra... che è la Sì, situazione, sì. insomma, Poi cioè cosa danneggia. la varroa che inserisce all'interno di ogni famiglia tutta una sorta di virus e altre cose che abbattono il numero delle api. È una sorta di ultimo appello, cioè per dire la situazione è grave, dobbiamo agire subito, Sì, questo è quello dobbiamo agire subito. sottolineate. Certo, tanto è vero che noi, unitamente agli altri consorzi e all'ARPA, che è un'altra associazione di produttori apistici friulana, mercoledì 26 alle ore 10 abbiamo richiesto e ottenuto un incontro con l'assessore Zanier, alla presenza anche di altre personalità, fra virgolette, regionali, per fare il nostro appello e chiedere delle cose fattive. No? Poi Roma ci dovrà pensare per la struttura generale, ma noi dovremmo chiedere delle cose, tipo quello che è successo già nel 2019, e cioè avere un contributo per acquistare il cibo delle api, perché se noi non ne nutriamo, queste muoiono, è ovvio. Chiaramente. Ci lasciamo con un segnale di speranza, credo, spero, relativo agli amatori. Sono in crescita gli hobbisti? Gli hobbisti sono in crescita, veramente sono in crescita, perché grazie a Dio ci sono tantissimi giovani che ci seguono, che fanno i loro corsi, che studiano, che leggono e che sono più portati al mantenimento della natura come sta, come giace. Dovrebbe essere così. Per ogni informazione in caso possono rivolgersi a voi, quindi grazie. Il nostro sito è a disposizione di tutti. In più, Che si chiama, il sito è? Consorzio Apicoltori del Friuli Venezia Giulia. Ma un'altra cosa Perfetto. voglio dire, se mi lascia. Sì? Un attimo. Abbiamo anche una pagina Facebook ed è bellissima. Sempre Consorzio Apicoltori Friuli Venezia Giulia. Sì. C'è un omaggio alle api e c'è anche un omaggio alla mamma, alla festa delle mamme, alla mamma delle api. E questo mi commuove sempre. Grazie a Luigi Caponi, presidente Prego. del Consorzio Apicoltori dell'ex provincia di Udine, per essere stato con noi. Allora, buona giornata mondiale delle api, di questo insetto Grazie, molto meraviglioso.